È stata una giornata davvero critica quella di oggi, martedì 4 agosto, con il maltempo che ha messo a dura prova tutta la zona della Pedemontana. Poche ma intense ore di pioggia hanno causato allagamenti, frane e altri disastri alle abitazioni e nelle strade. Alla valle di Monfumo, dove la calamità ha colpito più duramente, il torrente Muson è esondato, abbattendo dei cancelli, trascinando un'auto per alcuni metri e persino alcune arnie contenenti delle api. I danni superiori in località La Valle, dove il fiume è uscito quasi subito, abbiamo molte case allagate, delle recinzioni divelte, ma per fortuna tutta la comunità si è attivata subito con le pompe e sta arrivando la protezione civile e stiamo lavorando per sistemare tutto nel minor tempo possibile, anche per limitare i danni alla nostra popolazione, insomma. Il torrente Muson è da sempre stato un po' un problema di questa valle, si ricorda anche l'anno scorso che ci sono stati dei problemi. Ci sono delle soluzioni che erano state già prese in considerazione oppure no? Allora, il torrente Muson è esondato ancora anche l'anno scorso, 2 anni fa, ma in maniera molto meno violenta di oggi. Noi teniamo sempre pulito, è sempre in ordine, però il tempo non possiamo purtroppo governare il tempo. Il violento acquazzone si è abbattuto anche su Cornuda, Asola e Maser, dove alcuni detriti hanno ostruito via Tiepolo e via Costa del Sol. Un torrente, perché qua il garage era più che pieno e col cancello chiuso e veniva fuori una roba impressionante. Adesso bisogna che spostiamo tutto, ho dovuto tirare su. Anche Pederobba rivive la paura del 14 giugno, garage allagati, detriti sulla strada e l'allagamento della rotonda sulla strada provinciale Valcavasia. In molti, anche i giovani, ad aiutare coloro che si sono trovati con le scarpe bagnate nel contrastare ancora una volta gli allagamenti di questo mezzogiorno. Grandine su Montebelluna, Valdobbiadene, Sarmede e ancora su Vittorio Veneto, chicchi grandi capaci di rovinare la carrozzeria di un'auto. L'impegno della protezione civile, dei vigili del fuoco, dei carabinieri ma anche della gente comune ha poi arginato la maggior parte delle criticità, confidando in un miglioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni.